Un caro saluto, amiche e amici di Telepace, ancora una volta ben ritrovati alla visione e all'ascolto di Missione Mondo, la rubrica missionaria di Telepace. E oggi una puntata particolare, una puntata speciale, ancora di più rispetto a quelle che di solito viviamo, perché siamo insieme come al solito ad un amico che mi viene voglia di chiamarlo con il suo nome, però lo chiamerò Link e lui ci spiegherà il perché di questo nome Link, anzi glielo facciamo spiegare subito e poi andiamo un po' dentro a quella che è la sua storia con una associazione della quale parliamo in questa puntata. Sì, ciao Maurizio. Link è il mio nome clown. Diciamo che quando si diventa clown si sceglie un proprio nome clown e io ho scelto Link perché sia mi ricordava i link del web, quindi più o meno la mia professionalità o comunque la mia passione per internet o da videomaker e quant'altro, sia perché Link è il protagonista di una saga videoludica e Link è proprio, diciamo, un eroe spadaccino, uno che incarna dei valori positivi e mi sembrava il nome giusto, ecco, che sentivo mio come clown. Lui si chiama Alessandro Barestrello e voi ogni tanto vedete questo nome che appare perché lavora qui a Telepace, insomma, ed è bellissimo poterlo intervistare e chiedere a lui di parlarci di questa che per adesso è una passione, voi avete capito, il clown, Link, i collegamenti, però ha parlato anche di qualcosa di positivo. Infatti lui fa parte di un'associazione che si chiama VIP, che non ha niente a che fare con le persone importanti, altolocate, quelli che si sentono un po', però significa VIP? Viviamo in positivo. E già questo è un messaggio molto, molto importante. Faccio questa piccola sottolineatura sul positivo. Voi avete ben presente che in questo momento siamo raggiunti da messaggi e da linguaggi che spesso sono violenti o che sottolineano appunto ciò che è più negativo. Eh, Noi siamo convinti che le nostre parole e le nostre scelte, pur nel piccolo, possono cambiare il mondo. E allora davvero un'associazione di persone che decidono di vivere in positivo e di testimoniare il positivo è qualcosa che va assolutamente sostenuto, sottolineato e promosso. E allora chiediamo ad Alessandro di parlarci di questa associazione VIP. Esatto, sì, hai detto bene, sono tutti valori positivi che incarnano la Federazione VIP Italia, di cui VIP Camuggi Levante Ligure, di cui io faccio parte, fa parte. VIP Camuggi è proprio qua radicata sul territorio ligure, proprio nel Levante Ligure, diciamo che facciamo servizio negli ospedali, nelle case di riposo, nelle scuole o con progetti con l'ANFAS, con la disabilità, qui nel Tigullio. Se no in Liguria esiste anche VIP Pagiassi, che sono a Genova, e VIP Sanna Clown, che sono quelli di Savona. Ecco, noi siamo le tre VIP Liguri, ma ce ne sono altre 70 sparse per tutta Italia che fanno parte della federazione VIP Italia. E come federazione ci sono tanti progetti nazionali e tante missioni, quindi tanti progetti proprio missionari in giro per il mondo, in tanti paesi sia del Sud America, sia in Africa, sia qualcosina in Asia, ma anche in Italia. L'anno scorso c'è stata per esempio una missione a Palermo, proprio per andare nelle zone di fasce più fragili, più difficili, in cui magari portare un sorriso, portare i valori, ecco, del nostro naso rosso può essere un segno di speranza, anche un segno positivo. Hai parlato, hai detto anche qui sul territorio, capite subito l'aggancio con la nostra trasmissione. Un po' per quello che si fa sul territorio, perché è missione anche quella che
viviamo attorno a noi, nelle nostre vicinanze. Magari forse anche di questa possiamo parlare adesso. Hai parlato di ospedali, hai parlato di ANFAS, di case di riposo. C'è qualcosa che ci vuoi raccontare appunto proprio di quello che fate qui nel territorio, di modo che magari qualcuno che ancora non è a conoscenza di questo possa dire: ma magari potrebbero venire a dare una mano anche a noi. Molto spesso ci dicono ah, voi siete quelli che vanno dai bambini. In realtà noi andiamo proprio da tutti, ecco. Qua poi a Lavagna abbiamo la pediatria, però noi a Lavagna andiamo anche in traumatologia, ogni tanto a medicina generale e poi, come dicevo prima, andiamo anche nelle case di riposo, nell'RSA, dagli anziani, quindi anche se ci associano spesso, ecco, soltanto a attività legate ai bambini, in realtà poi i sorrisi, momenti di leggerezza, ecco, di distrazione servono a tutti e quindi noi andiamo da tutti, da chi ha più bisogno. Quando è che è nata in te la domanda o il desiderio o dire la possibilità di diventare un clown o di metterti al servizio degli altri in questa forma così colorata? È una buona domanda perché sono stati tanti fattori, ecco, che mi hanno portato a diventare un volontario clown e direi che intanto ne avevo sentito parlare grazie a Mordini, grazie a Giancarlo Mordini, che nella rubrica Sana Sanità aveva avuto come ospite la mia associazione, quindi un po' la pulce nell'orecchio me l'aveva messa lui. E poi mi sono ritrovato in quel periodo ad avere dei nasi rossi in tasca che utilizzavo magari non come lo sto utilizzando adesso, ma magari per fare un po' lo scemo con gli amici, sai, il darsi un po' del pagliaccio così per scherzo, per quegli insulti puliti, diciamola così, e c'è stato un momento in cui ho visto la locandina della serata di presentazione dell'associazione e ho proprio pensato, forse questo naso rosso che fino a quel momento stavo usando per gioco con gli amici, forse potrei usarlo per qualcosa di più, per qualcosa di valore, ecco, e quindi mi sono avvicinato all'associazione e ne sono rimasto in contatto con loro. esatto, sì, e ne sono rimasto folgorato, ecco. E raccontaci un po' di come avviene l'inizio, perché magari poi ci ascolta qualcuno che dice: ma io è una cosa che ho sempre desiderato fare, che mi piacerebbe fare, no? Ehm, sei rimasto folgorato e hai detto: posso fare qualcosa anch'io? E... Sì, tra l'altro la domanda che mi sono fatto è, cioè, posso fare qualcosa, ma nel senso, sono capace di fare qualcosa, di far ridere? E all'inizio avevo pensato, forse no, cioè forse è più complicato del previsto, forse visto che si tratta di farlo nel tempo libero, magari non troverò il tempo, però mi è stato consigliato di comunque lanciarmi e buttarmi e fare intanto il corso di formazione clown che è obbligatorio per diventare clown sociali di corsia e quello ecco, mi ha dato tantissimo a livello personale, anche solo come consapevolezze personali, come empatia, sensibilità. Diciamo che abbiamo toccato tanti aspetti che non riguardano soltanto il fare appunto un po' gli scemi, far sorridere, ma tutto un lavoro proprio interiore legato sia a noi stessi, alla fiducia, all'empatia, come dicevo, alla sensibilità. E tutte cose che poi chiaramente in missione sono state necessarie, sono servite e abbiamo provato poi a trasmettere, ecco. E conosciamo un po' questo mondo anche grazie a Telepace, ad aver ospitato Marco Rodari, il clown, il Pimpa,
che è stato qui lo scorso anno e poi anche qualche mese fa c'è stato un incontro a Casarza e l'unica domanda che è stata fatta a Marco l'hai fatta a te quella sera lì. E allora, non so, ti chiedo un attimo di ricordare che cosa hai provato, no? Perché Marco fa il clown in una missione particolare, che sono le zone di guerra. Lui dice: la mia passione sono i bambini della guerra, chi soffre a causa della guerra, no? E quindi Gaza, come Bakhmut in Ucraina, o in Iraq, o ad Aleppo, in Siria. Ecco, quella sera si è mosso qualcosa di ulteriore in te? Magari hai fatto qualche collegamento con quell'esperienza missionaria. Dico già che ne parleremo poi nella prossima puntata, perché le cose da dire sono tante e quindi Alessandro sarà con noi per 2 puntate. Allora, perdonami, quella sera a Casarza con il clown, il Pimpa. Sì, è stato di sicuro molto emozionante perché mi ci sono proprio ritrovato in tanti punti e in tante domande che mi sono nate nel frattempo, legate, ecco, soprattutto alla difficoltà poi dei luoghi in cui lui va e alla difficoltà magari di riuscire a far emergere da quei luoghi un sorriso, un segno di speranza anche lì e soprattutto la mia domanda poi che gli ho fatto era legata a come veniva percepito dalla popolazione locale, perché magari vedendo un clown arrivare, uno che prende magari tutto cioè che apparentemente prende tutto con leggerezza, magari i locali non l'avrebbero preso bene, considerato bene, anzi si sarebbero magari arrabbiati, no, nel trovarsi tutte le macerie attorno e vedere qualcuno che sembra non portare rispetto, ecco. E lui mi ha detto che in realtà questo rispetto c'era e come, e anzi quasi erano loro che lo chiamavano, che lo volevano, proprio perché sentivano il bisogno di svagarsi un attimo, di staccare la testa da una situazione così drammatica che stavano vivendo. E questo di sicuro in me ha mosso tanto desiderio proprio di fare questo tipo di volontariato, questo tipo di missione, questo tipo di bene, ecco, al mondo. Non si tratta di essere degli eroi, ma si tratta sempre di provare a seminare qualcosa di molto piccolo come un seme, appunto. Ricordo che Marco ci diceva proprio questo, quanto lui è stato felice di poter incontrare una bimba che aveva conosciuto nei sottofondi di un palazzo a Bakhmut. Non sapeva più nulla di questa bambina e lui l'ha incontrata dopo alcuni mesi e l'unica cosa che aveva con sé quella bambina era un piccolo gioco di prestigio che lui le aveva regalato quel giorno, qualche mese prima. E allora semi di gioia, semi di meraviglia, semi di bontà. Un bambino a cui regali meraviglia sarà un portatore sano di pace. Ecco, non so se anche per te è un po' così, un po' per il servizio che comunque fai non soltanto con i bambini. Intanto Alessandro insieme a una sua amica, come si chiamava quella tua amica? Non sento, qualcosa del genere, perché Non, noi... non ho capito. Non ho capito, ecco, non ho capito. Hanno partecipato ai campi diocesani dell'Azione Cattolica Ragazzi facendo conoscere questo mondo ai più piccoli e anche agli adolescenti. Ci sono questi nomi così carini che davvero ti aiutano, no? Ad entrare dentro e ad entrare in relazione. Ecco, cosa significa per te appunto provare a seminare questa gioia o questa allegria in un mondo che magari avrebbe difficoltà a sorridere? Beh, hai detto proprio bene, seminare, perché noi
con la missione Senegal abbiamo proprio portato questo primo semino di clown terapia in un paese in cui la clown terapia non c'è, e in cui anche il concetto stesso di volontariato non è troppo presente come lo può essere da noi, e quindi abbiamo messo questo primo semino da far germogliare, con anche questo obiettivo di entrare a contatto con la popolazione e rimanere in un certo senso nei loro cuori. Tanto che la stessa scritta Xol Baxol, che in realtà si pronuncia Khol Bahol, significa in Wolof, che è la lingua locale del Senegal, da cuore a cuore, che è stato proprio lo spirito con cui ci siamo approcciati a questa missione, il far sentire anche la vicinanza, ecco, dal cuore italiano al cuore senegalese, e viceversa, ecco. È stato di sicuro bello, emozionante capire, vedere come siamo rimasti nel cuore di queste persone, soprattutto man mano che andavano avanti i giorni, sentire quanto legame si stava creando tra noi e loro, e poi anche la commozione finale per la partenza, per i saluti tra tutti. E diciamo che non vediamo l'ora, ecco, poi di vedere come proseguirà, come germoglierà questo primo semino nel corso dell'anno, anche perché è un progetto che continua, ecco. Anche in questo 2026 esisterà la missione Senegal, e potrebbe esistere anche nel 2027, proprio portando avanti questo progetto di non tanto, ecco, andare in un luogo, fare il nostro servizio e andarcene, diciamola così, e tanti saluti, ma proprio lasciare qualcosa che possa proseguire anche senza la nostra presenza lì per tutto l'anno. Da cuore a cuore, quanto è importante appunto quello che ci ha detto Alessandro adesso. Io credo che sia uno dei segreti, diciamo, della missione, perché è vero che uno ritorna, rientra con tante persone nel cuore, ma sapere anche di essere nel cuore di qualcuno è davvero molto, molto importante, ed è quello che sperimentiamo quando viviamo un'esperienza missionaria. Ti chiedo di fare un piccolo passo indietro, e poi magari proviamo a introdurre la puntata della prossima settimana, sul discorso della formazione, su quanto è importante fare formazione. Tu hai espresso il tuo desiderio di poter provare, e loro ti hanno detto, ma guarda, qua bisogna studiare. E quindi, insomma, il valore della formazione e quei punti che sottolineavi prima, che riguardano te, ma anche entrare un po' nel mondo dell'altro e nelle fatiche dell'altro. Sì, beh, la formazione è stata importantissima, sia proprio per diventare clown, proprio perché andando in luoghi che possono avere comunque una loro difficoltà, come gli ospedali, non bisogna prendere sotto gamba, ecco, le cose, le situazioni, le persone. Siamo assolutamente i primi che ci alleniamo e dobbiamo proprio imparare a entrare in punta di piedi, sia nelle stanze dove facciamo servizio, ma sia anche proprio nelle vite delle persone, proprio con tanto rispetto per le vite delle persone, per i pazienti con cui ci ritroviamo, ecco, a fare servizio, e quindi serve tanto lavoro proprio di sensibilità, di empatia, fiducia tra di noi, tra noi clown, perché poi è tutto un lavoro di squadra. Noi abbiamo proprio una regola sacrosanta, che è il non fare servizio da soli, dobbiamo essere almeno in due clown, proprio per supportarci a vicenda in quelle situazioni che magari possono smuovere qualcosa dentro di noi di anche negativo, ecco. Banalmente possiamo entrare in una stanza di un RSA, incontrare quella persona che può ricordarci un familiare che è stato nella stessa situazione,
e quindi metterci un po' in difficoltà in quel momento, anche se il naso rosso ci aiuta, anche se il nome clown, ecco, ci aiuta a non essere Alessandro con tutti i problemi che si possono avere, ma essere Clown Link, comunque quelle situazioni possono un po' debilitarci, ecco, e avere qualcuno di supporto accanto serve tanto per evitare spiacevoli inconvenienti. Direi che sì, la formazione è utile anche a quello e a tutte le cose poi pratiche che possono servire proprio per far divertire, ecco, come poi stiamo vedendo anche dalle foto, dai video, per esempio tanta formazione pratica l'abbiamo portata anche giù in Senegal con piccoli consigli magari di micromagia oppure tutta la creazione, i laboratori di burattini con i calzini o i palloncini, gli origami, tutte cose che servono per far felice, ecco, un bambino. In quel caso eravamo proprio nell'ospedale pediatrico più grande del Senegal e quindi l'utenza erano proprio questi piccoli pazienti che di sicuro erano tanto contenti di vedere intanto noi, perché non capita tutti i giorni poi di vedere un gruppo di persone strambe con un naso rosso e poi vedere tutti questi colori di palloncini e piccoli doni. Poi una funzione poi era anche quella di regalare loro i palloncini, ma anche gli origami, ma anche lo stesso contatto, ecco, può essere un regalo per loro. Grazie Alessandro. Volevo chiederti un'ultima cosa e poi ci diamo appuntamento per la prossima settimana. Si parla appunto di missioni, si parla di... l'associazione come si sostiene? Perché noi siamo qui anche per dare una mano, dare un aiuto, aiutiamo i missionari, ma aiutiamo tante persone, no? E con VIP Camugio, VIP Italia, credo che sia bello sostenere perché c'è tanto bisogno, no? Nelle strutture dove voi vi recate. L'associazione, essendo poi un'associazione di volontariato, in un certo senso si autosostiene o anche con offerte, ecco, delle persone, ci sono gli IBAN dedicati, c'è il 5 per 1000, ci sono poi le giornate del naso rosso, che sono le giornate in cui siamo proprio in piazza, ogni anno siamo in qualche piazza, ecco qua del Levante Ligure, l'anno scorso eravamo a Rapallo, 2 anni fa eravamo a Sestri, Levante, ora vedremo dove saremo, proprio per magari vendere anche gadget, magliette, tutto ciò che può sostenere in qualche modo l'associazione e i progetti dell'associazione. Mentre la federazione riceve qualcosa sempre dalle giornate del naso rosso di tutte le associazioni sparse in Italia, anche lì da altre donazioni, e la federazione stessa sostiene proprio i progetti nazionali e le missioni. E quindi è tutto un circolo di donazioni, ecco, che poi arrivano anche alle missioni, anche in Senegal per esempio. Allora, amiche e amici che siete all'ascolto, se desiderate sostenere questa associazione, non dovete fare altro che contattare o la redazione di Telepace o il centro missionario diocesano. Poi vediamo se possiamo anche nelle nostre parrocchie fare le giornate del naso rosso, che potrebbe essere una cosa molto carina e molto bella. Allora, per adesso ti ringraziamo, Alessandro, Grazie a voi. ci diamo appuntamento alla prossima settimana per approfondire questo viaggio in Senegal, partendo magari appunto da quella che è la formazione missionaria di chi si appresta a partire per un compito così particolare e così importante. Grazie Alessandro Grazie a e voi. grazie a tutti voi per la vostra pazienza e la vostra attenzione.